strumenti e modelli di macchine descritti in antichi libri e manoscritti. Strumenti che narrano la storia della fisica all'Università di Padova, ma che sono anche al centro di 1000 storie di inventori, costruttori e studiosi. Gli oggetti ci narrano dei loro rapporti, delle loro ricerche, ci narrano successi e insuccessi, fino a mettere in luce il modo in cui si insegnava la fisica nei secoli scorsi, attraverso esperimenti spesso molto spettacolari. Si viaggia nel tempo, nel Museo di Storia della Fisica di Padova, dall'astrolabio, strumento principe del Rinascimento, raffinato esemplare, costruito nelle Fiandre nel 1566, fino al microscopio di Eustachio Divini, unico al mondo. Si scoprono gli orologi solari, si vede come il vapore veniva impiegato per lavorare il tabacco e si svelano i segreti dell'elettricità. Elettricità che divenne più popolare della quadriglia nelle corti e salotti del Settecento. Le storie non si fermano però al passato, ma ci portano alla fisica di oggi, tra camere a nebbia, camere a bolle, raggi cosmici e nuove particelle.